Buonasera e ben ritrovati, edizione straordinaria, siamo nell'ultima fascia delle nostre edizioni come ogni giorno, sono le 20:19 ed oggi come ieri in primo piano quanto accaduto a Casier, alla caserma Serena, lo ricordiamo, lo abbiamo anche sentito nel corso dei nostri telegiornali liberati dall'irruzione dei carabinieri in tuta antisommosso dopo essere stati sequestrati dai richiedenti asilo, e questa l'immagine simbolo della nuova giornata di tensione all'ex Serena, ma ne parliamo assieme, lo vedo già nello schermo, al sindaco di Treviso. Sindaco, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque sindaco, un'altra giornata di tensione alla caserma Serena. Sì, una bruttissima giornata che si è risolta soltanto grazie al grande lavoro di mediazione da parte della Questura di Treviso, dei Carabinieri, di tutte le forze dell'ordine, che ringrazio, che hanno dapprima liberato gli operatori sanitari e gli operatori della cooperativa, che erano stati di fatto presi in ostaggio dai richiedenti asilo nella loro protesta, che è sfociata davvero con questo gesto ingiustificabile, grave, brutto, che deve essere assolutamente condannato. Ecco, in molti dicono ci vogliono delle soluzioni, insomma si era parlato di svuotare questa caserma, ricordiamo che ci sono oltre 300 richiedenti asilo all'interno, e lei anche diceva al ministro venga qua a vedere insomma com'è la situazione. Il ministro si faccia sentire, perché questa è una situazione che non abbiamo di certo voluto noi sindaci, ma che oggi ci troviamo costretti a gestire soltanto grazie alla grande professionalità delle forze dell'ordine. Però credo che non sia più sostenibile questa situazione, non sia più accettabile la tensione che una struttura come quella della caserma Serena può accumulare. Lo dobbiamo fare nei confronti, per una forma di rispetto nei confronti dei cittadini, che oggi sono preoccupati sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista della sicurezza. Quindi non siamo più disposti ad accettare situazioni come quelle che stiamo vedendo adesso nelle immagini, e quindi invito il ministro Lamorgese a venire a vedere come siamo costretti a gestire queste situazioni. C'è stato addirittura un momento che i richiedenti asilo erano entrati in possesso della struttura e la società civile, cioè lo Stato ospitante, erano stati di fatto sbattuti fuori. Credo che siamo arrivati a dei livelli inaccettabili, e quindi già nei prossimi giorni, io oggi mi sono costantemente sentito con il prefetto, che ringrazio per il grande lavoro che sta facendo, però sarà necessario un incontro chiarificatore e soprattutto un incontro per capire quale sarà il destino di questa struttura, che aveva cominciato con il ministro Salvini un lento processo di svuotamento, perché ricordo che eravamo passati da 750 richiedenti asilo a poco più di 200, quindi un lavoro importante che doveva semplicemente essere completato. Invece siamo tornati ad avere 330 ospiti, e queste sono le conseguenze. Ecco, sindaco, questa situazione sicuramente sarà monitorata costantemente nelle prossime ore. Una soluzione quale può essere? Ma no, intanto dispiace che ci sia un dispiegamento di forze dell'ordine così elevato per cercare di tenere monitorata una sorta di bomba sociale che può esplodere da un momento all'altro. Adesso queste persone, esattamente come è successo per tutte le famiglie, imprenditori, commercianti trevigiani che potenzialmente possono essere entrati in contatto con un caso di positività, dovranno rimanere in quarantena fino al 21 di giugno, e quindi non c'è motivo di arrabbiarsi. Sono operazioni che stanno facendo, guardate gli operatori dell'ospedale costretti ad uscire, a scappare. Queste scene veramente fanno arrabbiare, e non ho alcuna intenzione di accettarle. Quindi dovranno fare la quarantena, dovranno mettersi il cuore in pace, che devono accettare queste misure che sono a tutela loro e a tutela della comunità. Poi, se ci saranno delle responsabilità da parte di coloro che gestiscono la caserma Serena, che non hanno messo in quarantena
l'operatore della loro cooperativa che rientrava dal Pakistan. Questo è un altro argomento che affronteremo sempre con la prefettura, perché il virus di ritorno è un altro problema che deve essere affrontato con grande serietà e grande responsabilità. Io non voglio in alcun modo gettare in fumo il grande sacrificio fatto dalla mia comunità. Sindaco, oltretutto abbiamo sentito anche dei grossi botti, quindi insomma abbiamo saputo che ci sono stati anche dei danni all'interno della struttura. Ma adesso io ho visto delle immagini sui cellulari, hanno di fatto in quel lasso di tempo che hanno cacciato fuori tutti, hanno sfasciato tutto, dai computer ai frigoriferi alle tecnologie. Io francamente non riesco a capire cosa si voglia raggiungere con questi gesti di distruzione, di violenza, di intimidazione. Credo che sia arrivato il momento di accompagnare coloro che si sono resi responsabili di questi atti di violenza nei loro paesi. Se c'è qualcuno che ha sbagliato nella quarantena dovrà assumersi le proprie responsabilità, ma di certo non deve essere la città di Treviso e i cittadini di Treviso e di Casier che devono pagare lo scotto di avere una struttura con un livello di tensione così alto come in questi giorni. Quindi inviterò appunto il prefetto ad un incontro, ripeto, per analizzare quanto è successo questi 2 giorni, ma soprattutto per programmare il futuro. Questi numeri e queste scene io non le voglio più vedere. Ecco, Sindaco, lei sa come sta andando questa sera, se ci sono stati altri problemi, se la situazione insomma si è calmata? Ma nel primo pomeriggio la situazione si era calmata e tutto era tornato alla normalità, gli operatori erano tornati dentro a svolgere il loro servizio, però ripeto, cioè, ieri era successa la stessa cosa, questa mattina, cioè io non vorrei trovarmi tutti i giorni a dover utilizzare le forze dell'ordine per andare o a liberare gli operatori sanitari o a calmare gli animi di questi ragazzi. Si mettano il cuore in pace, è un'emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il mondo, tutte le famiglie trevigiane, tutti i veneti, tutti gli italiani, quindi non c'è nulla di male se per mettere in sicurezza loro e la comunità si adottano queste misure che tra l'altro sono anche previste dalla legge. Quindi è fondamentale intervenire sui numeri. 330 persone all'interno di quella struttura con questa emergenza coronavirus oggi sono troppe. Un'ultima domanda, i cittadini preoccupati dicono e se escono ovviamente saranno controllati, però insomma c'è sempre la preoccupazione che qualcuno possa magari spostarsi e insomma la preoccupazione ovviamente per questa malattia, per questo virus è alta e per cui la gente ovviamente in questo momento è anche preoccupata anche di questo. Allora, siccome nei social e anche in qualche quotidiano online ne ho lette di tutti i colori, la verità è che su 349 tamponi eseguiti, perché ieri questi ragazzi si sono tutti sottoposti ai tamponi, compresi gli operatori della cooperativa, è risultato un caso positivo asintomatico che è già ricoverato al reparto delle malattie infettive. Quindi insieme all'operatore di rientro dal Pakistan, su 349 tamponi un altro caso, quindi non 10, non nuovi focolai, nulla di quanto sto leggendo nei social network o anche in qualche quotidiano online. Quindi invito tutti ovviamente a mantenere alta l'attenzione nei confronti del virus a livello generale e di non preoccuparsi della questione Caserma Serena, perché è costantemente monitorata dalle forze dell'ordine ed è costantemente monitorata da un punto di vista sanitario dall'azienda sanitaria. Ecco, lei diceva prima questi numeri non possono esserci, sono oltre 300 richiedenti asili, sono tanti. Con il sindaco di Casier farete qualche cosa, chiederete al ministro una soluzione quanto prima? Ma il ministro è fondamentale intanto che sappia dov'è la caserma Serena, quante persone ci sono, in che condizioni vivono, come è stata affrontata l'emergenza. Tutte queste cose forse da Roma non si rendono conto. Noi sindaci francamente un po' di più rispetto al ministro. Allora io approfitto di questo spazio per invitare il ministro a vedere la situazione com'è. Così non si può andare avanti e quindi noi
chiederemo a tutti i livelli di prendersi l'impegno di continuare quel processo di svuotamento della caserma Serena che era stato iniziato con ottimi risultati dal ministro Salvini. Sindaco, grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Grazie davvero. A voi e grazie anche perché anche oggi avete svolto un servizio molto importante di informazione, eravate presenti sul posto e avete anche documentato in modo attento e preciso e reale la situazione che purtroppo abbiamo subito. Grazie Sindaco, grazie, buon lavoro e buona serata. Grazie. Grazie. Vedo che c'è già la pubblicità, quindi io do la pubblicità, torniamo subito in studio e parleremo, ovviamente vedremo anche i numeri del contagio, sentiremo anche quanto ha detto oggi il governatore Zaia nella lunghissima conferenza stampa, quindi pochi minuti e torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio con questa edizione straordinaria. Dunque avete sentito il sindaco di Treviso relativamente a quanto accaduto oggi sempre alla caserma Serena. Insomma, bisogna trovare, ha detto, delle soluzioni perché il numero dei richiedenti asilo è un numero alto, ma veniamo invece per quanto riguarda i numeri del bollettino invece regionale del Covid. Nel Veneto sono 8 i casi in più rispetto a questa mattina, 813 i casi in tutto il Veneto attualmente positivi, mentre sono 823 le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le persone ricoverate sono 277, 13 si trovano in terapia intensiva e 13 in terapia intensiva non sono positivi, 2 purtroppo ancora i decessi rispetto a questa mattina. Io prima ho visto nello schermo, non so se ce lo abbiamo ancora, Giovanni Parente, giornalista del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Dunque, domani ci sarà un inserto nel giornale importante che riguarderà i contributi a fondo perduto. Eh sì, è una misura importante che diciamo vedrà il via libera alla presentazione delle domande a partire dal pomeriggio di lunedì 15 giugno, quindi il Sole 24 Ore prepara i suoi lettori a come presentare questa domanda, a chi ne ha diritto, come si calcola il contributo, come va fatto il confronto sul calo del fatturato, che è la condizione che determina la possibilità di accesso a questo contributo, con uno speciale di 4 pagine che sarà appunto in edicola domani all'interno del Sole 24 Ore. Vengono affrontati un po' tutti i principali aspetti alla luce del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate che è arrivato quasi nella nottata di mercoledì 10 giugno, quindi sostanzialmente l'aspetto più importante è che non sarà un click day. Che cosa significa? Che lunedì non c'è bisogno di fare la corsa alla presentazione delle domande, quindi le domande non dovrebbero esaurire tutti i fondi, anche perché ci sono a disposizione 6,2 miliardi che sono stati stanziati dal decreto rilancio, che è attualmente in fase di conversione parlamentare. Ecco, dicevo, fondi insomma che ovviamente la gente stava aspettando. Qualcuno si chiede: ma sarà difficile poter presentare questa domanda? Non è una domanda particolarmente complicata, siccome è un contributo rivolto essenzialmente alle partite IVA e quasi esclusivamente, diciamo, a chi ha poi un reddito d'impresa o comunque commercianti e artigiani, perché la grande battaglia, insomma, che si sta combattendo anche a livello parlamentare nella conversione del decreto rilancio è la possibile inclusione anche dei professionisti, quelli iscritti agli ordini e anche quelli, insomma, che versano poi i contributi all'INPS. C'è sicuramente un aspetto su cui difficilmente non ci si potrà poi avvalere di un intermediario abilitato, anche se teoricamente è assolutamente possibile mandarla con il cosiddetto fai da te. Però siccome bisogna in qualche modo individuare un range
in cui ci si colloca nei ricavi 2019, e questo è un aspetto che, seppur non dovendo andare a indicare un dato puntuale, comunque richiede appunto in qualche modo una derivazione di questo dato almeno dal bilancio, e siccome poi bisogna fare un raffronto invece in questo caso puntuale tra quelli che erano gli importi fatturati e i corrispettivi, cioè sarebbero sostanzialmente gli scontrini emessi tra aprile 2019 e aprile 2020, perché quello è quel calo che c'è stato ad aprile 2020 che determina la possibilità d'accesso al fondo perduto, è chiaro che credo che l'assistenza di un consulente, di un professionista o comunque di un esperto che segue le vicende dell'impresa, della ditta, sia abbastanza una strada quasi obbligata, ecco. Ecco, lei ci diceva non c'è bisogno di fare la corsa per fare la domanda, insomma i soldi ci sono. Sì, soprattutto è un messaggio importante anche che è arrivato dall'amministrazione finanziaria, anche perché poi si rischia di creare degli ingorghi il primo giorno, il primo e il secondo giorno, con difficoltà ovviamente poi anche a collegarsi, mandare la domanda, quindi insomma, e poi secondo me è anche opportuno in qualche modo, essendo una dichiarazione che, ripeto, la dichiarazione in sé per sé non è complicata, ma comunque un margine di errore c'è sempre, e quello che consigliamo anche con lo speciale del Sole 24 Ore Edicola Domani è di fare attentamente, di prestare attenzione a quei dati, quei pochi dati, ma comunque significativi, che poi determinano anche l'ammontare del contributo, che, lo ripeto, è parametrato in qualche modo al calo di fatturato, anche se ci sarà comunque un importo minimo, che è 1.000 euro per chi è persona fisica, sostanzialmente non ha la società, 2.000 euro per chi ha la società, ma anche insomma poi alcuni, anche gli enti non commerciali, insomma possono averne diritto, quindi ci sono appunto dei parametri minimi. Ecco, lei diceva un inserto insomma di 4 pagine dove insomma i cittadini potranno trovare esattamente che cosa si deve fare, come lo si deve fare e soprattutto quando, insomma tutto. Sì, diciamo è il kit di primo soccorso alla presentazione della domanda. Ovviamente le domande, i quesiti che ci stanno arrivando in questi giorni sono tanti, cioè ci chiedono, ad esempio, mi è arrivata poco minuti fa che collegassi con voi, ad esempio la richiesta di un nostro lettore che mi chiedeva, essendo poi uno dei soci della società, se appunto il contributo spetta a lui, essendo una società di persona, alla società. Quindi, come dire, i dubbi sono tanti, gli agenti di commercio che hanno chiesto anche nelle ultime ore, ci sono dentro, no. Ecco, allora, le 4 pagine speciali sono la cornice che consentono di affrontare la domanda da lunedì. Ovviamente il Sole 24 Ore, sia in versione del quotidiano, sia in versione online, continuerà a sfornare approfondimenti, risposte a quesiti o comunque scavi su questo contributo che, ricordiamolo, è un'opportunità importante per rifiatare. Il lockdown prodotto dall'emergenza coronavirus, di cui poco fa appunto davate gli ultimi aggiornamenti sui dati, sui contagiati, è comunque stata, come dire, rischia di produrre dei danni enormi sulla nostra economia, e questo è sicuramente un ristoro che può dare un po' di fiato a tante piccole e medie imprese in questo periodo. Una ripresa, lo abbiamo detto purtroppo più volte, che sarà una ripresa economica sarà molto difficile qua in Veneto, ma penso insomma un po' in tutta Italia. Ci sono parecchie aziende che sono davvero in ginocchio, molte addirittura non hanno ancora nemmeno ripreso l'attività. Vogliamo ricordare chi può richiedere questi fondi? Sì, ricordiamo, insomma, in questo momento con l'esclusione sostanzialmente dei professionisti, escludiamo insomma quelle che sono le partite IVA più diffuse in questo paese, sto dicendo, quindi l'esclusione dei professionisti ordinistici e non, si tratta essenzialmente delle PMI che hanno un volume di ricavi o compensi fino a 5 milioni nel 2019 e che hanno subito, diciamo, un calo del fatturato non inferiore ai 2/3 rispetto ad aprile 2020 rispetto
ad aprile 2019. Quindi attenzione, la commisurazione si fa mese su mese, non riguarda un intero quadrimestre o un intero anno, e questo in qualche modo è anche un po' una lotteria, insomma, perché magari per tante variabili potrebbero essere entrate ad aprile paradossalmente, essere state fatte ad aprile paradossalmente fatture relative in qualche modo magari a qualche giorno prima, che ad esempio prestazioni o cessioni avvenute a marzo, e quindi in qualche modo può rivelarsi addirittura penalizzante. Però è chiaro che questo è stato il parametro scelto dal legislatore per il momento. Vediamo come va anche la conversione parlamentare. Ricordo, non è un click day, le domande si presentano dal 15 giugno, c'è tempo fino al 13 agosto per la generalità della platea dei potenziali beneficiari, poi c'è una tempistica leggermente diversa perché si doveva tener conto anche di questa fattispecie, cioè 25 giugno inizio, 24 agosto fine, per chi in qualche modo continua l'attività perché il titolare è deceduto. Insomma, potrebbe essersi verificata anche questa situazione, proprio anche considerando appunto quelle che sono state le vittime causate dall'emergenza coronavirus. Dunque vogliamo ricordarlo ai telespettatori, insomma, come l'ha chiamato lei, insomma, questo kit che riguarda i contributi a fondo perduto li troverete domani all'interno del Sole 24 Ore, domani quindi, per cui insomma per le persone che dovranno presentare la domanda sarà proprio un kit per capire come poter fare. Io le faccio anche un'altra domanda, stati generali per definire il piano di rilancio del Paese, un po' la sua opinione su quello che sta accadendo. Ma come dire, se ne sta discutendo tanto ancora prima che insomma partano, no? Quindi penso che, come diceva lei giustamente in studio, c'è la sofferenza delle imprese in questo momento. La sofferenza delle imprese vuol dire la sofferenza di un territorio, la sofferenza delle famiglie che lavorano in queste imprese e che lavorano con queste imprese. Quindi penso che insomma l'economia, ma anche come dire, un po' tutto il tessuto sociale italiano si aspetti delle risposte, poche chiacchiere. Abbiamo visto insomma che appena pochi giorni fa è stato presentato il piano Colao, in cui ci sono buoni spunti, ma insomma in cui il problema mi sembra sempre quello in Italia, cioè la difficoltà poi ad attuare anche dei buoni propositi, un po' per colpa di una burocrazia che in qualche modo è un fattore frenante per questo Paese, lo dobbiamo ammettere. Abbiamo visto le tante difficoltà che ci sono state anche per accedere a come dire, in qualche modo a misure di vantaggio che sono state adottate anche prima del decreto rilancio per sostenere l'economia. L'importante è che in qualche modo, se escono fuori buone idee dal confronto di questi stati generali, poi non si perda molto tempo per attuarle, non ci si perda nei meandri poi delle schermaglie parlamentari per approvare i provvedimenti, non si perda nei meandri dei decreti attuativi, provvedimenti circolari che poi complicano la vita a contribuenti, cittadini e anche come dire, agli intermediari professionisti, tecnici che li assistono. Quindi c'è proprio bisogno, secondo me, di una ventata di realismo e di un'ondata di semplificazione vera, non soltanto a parole. Ecco, infatti noi, insomma, le segnalazioni e le chiamate degli imprenditori sono quelle di avere delle risposte certe, immediate, soprattutto perché la situazione, insomma, è davvero per molti è davvero catastrofica. Sono rimasti chiusi per mesi ed ora ricominciare diventa quasi, per molti diventa impossibile. Sì, perché la chiusura ha avuto comunque un effetto del calo del fatturato e un effetto secondo me ancora più deleterio del calo della liquidità. Se manca circolante, vuol dire manca liquidità per poter pagare i propri dipendenti, pagare i propri fornitori, pagare le tasse e come dire, le altre scadenze che si hanno. Quindi insomma diventa un po' dire, la tempesta perfetta che si abbatte su un'impresa. È un'impresa senza
senza liquidità non riesce a produrre, non riesce, tra virgolette, come dico io, ad autorigenerarsi creativamente giorno dopo giorno. Quindi bisogna in qualche modo spezzare questo circolo vizioso. Un po' i provvedimenti che sono stati fatti andavano in questa direzione. Ho l'impressione, insomma, che qualcosina bisogna ritarare. Vediamo, insomma, cerchiamo di accelerare per evitare che poi a settembre questi segnali di difficoltà non si trasformino in una vera e propria catastrofe. Ecco, lei diceva qualcosa, insomma, bisognerà ritarare, come ad esempio cosa? Quali provvedimenti secondo lei dovrebbero essere attuati il prima possibile? Ma sicuramente c'è un grido molto forte che arriva soprattutto dalle associazioni di categoria delle piccole imprese, dei professionisti, rappresentanti dei professionisti, per cui ricordiamolo, il 16 giugno c'è la scadenza dell'IMU. Non mi risulta che siano tantissimi i comuni e soprattutto quelli grandi che abbiano deciso di rinviare il versamento. Il 30 giugno c'è un tax day da 29 miliardi, nonostante sia stato eliminato il saldo 2019, il primo acconto 2020 dell'IRAP, cioè 29 miliardi di imposte da pagare. Forse un segnale in questa direzione che si aspettano e che su cui stanno premendo molto le associazioni di categoria e avere anche un po' più di tempo per poter pagare queste imposte, fermo restando che le imposte, ecco, cioè non facciamo discorsi qualunquisti o populisti, le imposte servono a mantenere la macchina statale, a farla funzionare, e abbiamo visto quanto è stato importante la tenuta della sanità pubblica in questa fase emergenziale della pandemia. La ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie, arrivederci e buona serata. Dunque, quindi lo ricordiamo ancora una volta, i contributi, tutto quello che riguarda i contributi a fondo perduto li troverete nel Sole 24 Ore domani mattina in un inserto che si trova all'interno del giornale. E abbiamo parlato prima della lunga conferenza stampa del governatore Zaia oggi, dove aveva parlato anche di una nuova ordinanza regionale. Infatti dopo il nuovo DPCM il governatore ha detto: firmerò una nuova ordinanza, dice, per regolare l'apertura di discoteche, fiere e sagre. Ricordiamo che è tutto ancora chiuso, dice, un quadro complesso, lo ha definito lo stesso Zaia, soluzioni particolari saranno adottate per l'Arena di Verona e per la mostra del cinema, che ricordiamo sarà in programma da settembre. E poi è stato presentato anche il piano per rilanciare il turismo veneto in ginocchio per il Covid, oltre 2 milioni di euro di investimenti, ha spiegato l'assessore regionale al turismo Federico Caner. In campo aveva spiegato anche gli influencer del web. Ma oggi è stata anche la giornata di alcuni risultati, se la regia magari lo mette in onda, per quanto riguarda l'indagine effettuata a Vo. I bimbi piccoli sono meno a rischio, ad eccezione dei neonati, lo ha detto appunto il virologo Andrea Crisanti, intervenuto in un incontro a Palazzo Moroni a cui partecipavano l'assessore alla scuola e i presidi degli istituti scolastici padovani. Importante per avere aule salubri il ricambio d'aria, sconsigliate invece le barriere in plexiglass. Sentiamo quindi che cosa è emerso. Le conclusioni che traiamo da questa analisi è che i bambini sono molto meno suscettibili all'infezione. Se entrano in contatto in qualche modo, si infettano, è un'infezione transitoria di cui loro non se ne rendono conto. Questi i primi risultati dello studio sui bambini e ragazzi di Vo. La fascia di età è da 1 a 18 anni, dopo 2 serie di tamponi e lo screening seriologico. Su 257 bambini da 1 a 10 anni, di cui 15 esposti al virus perché in casa avevano familiari infetti, solo 2 con l'esame del sangue si è scoperto che avevano sviluppato gli anticorpi del virus. Negli adolescenti invece è più facile risultare positivi. Gli adolescenti da 12 a 18 anni
sono ugualmente molto più resistenti degli adulti, però bisogna dire che in alcuni casi si ammalano, nel senso che sono positivi al tampone e fanno anche anticorpi, in modo particolare nelle fasce più alte di età, verso i 16-17 anni. Il professor Crisanti, che tra poco pubblicherà il suo studio sulla popolazione di voi uganeo sulla rivista scientifica Nature, è intervenuto a Palazzo Moroni per alcune riflessioni sulla riapertura delle scuole. Per la ripresa sono indispensabili 2 azioni: arieggiare le aule almeno 5 volte in un'ora e lavare spesso le mani. Azioni di buon senso. I plexiglass invece, secondo Crisanti, potrebbero ostacolare proprio il riciclo dell'aria. Per gli adolescenti sono poi necessari mascherine e distanziamento, che però non si possono attuare con i bambini piccoli dei nidi e delle materne. Per questo, dice Crisanti, è necessaria la sorveglianza personale, evitando assembramenti di genitori e monitorando il personale scolastico. Evitare che bambini con febbre entrino a scuola, perché questi chiaramente creano un allarme sociale. Quindi sono d'accordo che vengano fatto lo scanner della temperatura ai bambini. Altro aspetto importante per prepararsi, credo che tutti dobbiamo fare la vaccinazione per l'influenza, perché questo è un fattore confondente veramente importante. Perché se si prendono un'influenza, specialmente all'inizio, è quasi impossibile fare una distinzione. Un consiglio riguarda poi anche la situazione dei neonati. In modo particolare negli asili nido non metterei i bambini sotto una novità, perché purtroppo si ammalano e non si sa, perché da un anno in poi sono molto più resistenti. Non esiste un rischio zero, conclude Crisanti, ma solo un rischio accettabile. Nessuno può prevedere con certezza un ritorno dei contagi in autunno, ma potrebbero trattarsi di microfocolai arginabili con microzone rosse di dimensione familiare. Ed ora una notizia che arriva dal Ministero della Salute: dice il virus non si ferma, l'epidemia non è finita, la criticità resta bassa, ma in alcune aree come Lombardia, Lazio, Puglia la circolazione è rilevante. Ciò deve invitare a mantenere alta l'attenzione, a insistere con l'igiene individuale, il distanziamento fisico e a rafforzare i test e i tracciamenti in modo da tenere sotto controllo l'epidemia. Il Ministero della Salute e l'ISA hanno reso noto l'ultimo monitoraggio relativo alla settimana 1-7 giugno. I dati non sono del tutto confortanti. Complessivamente, è stato spiegato, il quadro generale dell'impatto delle infezioni in Italia rimane a bassa criticità, tuttavia persistono in alcune realtà regionali un numero di nuovi casi segnalati ogni settimana elevati, seppur in diminuzione in alcune parti del paese la circolazione del virus è ancora rilevante. E dunque queste le notizie che arrivano da Roma, insomma, quindi bisogna continuare a mantenere alta ovviamente l'attenzione e, come diceva dal Ministero, bisogna comunque mantenere le distanze di sicurezza e continuare a mantenere la mascherina quando serve, quindi nei luoghi chiusi o quando ci si trova in assembramento. Noi siamo arrivati al termine, vedo, di questa edizione straordinaria. Quindi vi do appuntamento a domani alle 11:30 per la nuova edizione e la nuova conferenza stampa del governatore Zaia. Ed è davvero tutto per questa edizione. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.